Quando l'hanno trovata nel cestello della lavatrice, ormai era troppo tardi. I genitori si erano accorti della scomparsa della loro bambina e avevano cominciato a cercarla ovunque, fino alla tragica scoperta. La piccola, 3 anni appena compiuti, era in fin di vita dentro l'elettrodomestico spento. Siamo a Parigi, nel 20° arrondissement, quello che racchiude i quartieri orientali della città. Secondo gli inquirenti, che hanno aperto un'inchiesta sulla vicenda, i genitori, che hanno altri 3 figli di 18, 16 e 7 anni, hanno cercato la bambina per ore, sia in casa che per strada. Quando i soccorritori l'hanno estratta, la piccola era ormai in condizioni disperate e non sono riusciti a rianimarla. Estorsioni, minacce e controllo di alcune attività commerciali. È un duro colpo quello inferto alla criminalità agrigentina dalla DDA con l'operazione Condor. Compiuta fra Licata, Palma di Montechiaro, Canicattì e tutta la parte orientale dell'Agrigentino. L'operazione ha portato alla luce la convivenza dell'articolazione territoriale di Cosa Nostra e di formazioni criminali denominate Paracchi sul modello della Stidda. Non è mai troppa l'attività di prevenzione della questura e a dimostrarlo nella serata di ieri è quella della città di Pescara, che ha dovuto mobilitare alcune delle volanti per intervenire in soccorso di 2 soggetti femminili, non in relazione fra loro. Il primo intervento è dovuto a un tentativo di furto da parte di un uomo che, scavalcata la recinzione della casa della donna, si è poi dato alla fuga evitando invano di essere fermato dagli agenti. Il secondo intervento è stato ritenuto necessario su sollecitazione di una madre che ha colto nel figlio un atteggiamento ingiustificatamente aggressivo, tanto da arrivare alla violenza fisica a seguito di un mancato prestito di denaro. Il 22enne ha cercato, in presenza degli agenti, di affievolire la realtà dei fatti, ma questo non gli ha evitato l'arresto con l'accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Si è tenuta presso l'Istituto Tecnico per Geometri della Porta Porzio la presentazione del percorso Legalità e Cultura dell'Etica, beni confiscati alla criminalità organizzata, progetto di valorizzazione, fortemente voluto dal Comune di Napoli. Gli alunni dell'istituto forniranno al Comune il loro contributo per il censimento di 15 immobili confiscati alla criminalità organizzata. L'obiettivo è individuare le azioni più idonee per il riutilizzo dei beni, valorizzandoli ai fini di pubblica utilità e assicurandone la restituzione alla collettività. Domenica 15 gennaio la città di Modena comincerà di buon'ora a far sentire i propri passi sull'asfalto. Alle 8:30 è prevista la partenza della classica della Madonnina, una camminata podistica non competitiva che per la 45esima volta vedrà riunirsi tutti i cittadini che avranno voglia di trascorrere una giornata di benessere in compagnia. Ma non è tutto, alle 9 della stessa mattinata seguirà la 5ª edizione di Corri con Gianni, una corsa, questa di tipo competitivo, dedicata a Gianni Vaccari, presidente del gruppo sportivo podistico scomparso nel 2017. Non mancheranno competizioni in altri settori specifici. Le iscrizioni alle gare competitive saranno aperte fino alla mezzanotte di venerdì 13 sulla piattaforma iRunning. Dal 25 gennaio al 17 marzo l'artista e regista Caterina Erika Scianta illuminerà la città di Milano con la sua mostra Il cielo stellato, presentata da Keroff negli spazi della Fabbrica del Vapore. Si tratta di un progetto artistico e cinematografico che vede come protagonista la festa della Madonna della Bruna di Matera, studiata dall'artista dal punto di vista della sua evoluzione temporale e di cui ha potuto osservare i cambiamenti storici, sociali e tecnologici. Grazie alla raccolta delle fotografie scattate dal pubblico con il proprio cellulare nel momento cardine della festa, ovvero la distruzione del carro trionfale, ha così ottenuto una fotogrammetria a 360 gradi in cui si colgono tantissimi punti luminosi corrispondenti alle luci dei cellulari del pubblico, il quale immediatamente fotografa l'avvenimento costituendo un cielo stellato.
È stata allestita a questo proposito la mostra che in un mediometraggio racconta questo fenomeno, testimoniando come l'atto fotografico sia ormai parte integrale della vita dell'essere umano. È partito un 2023 di forti investimenti editoriali per la TV Mediaset. Tutte le reti hanno già ripreso la programmazione a pieno regime e proseguiranno senza interruzioni sino a fine stagione. Debutta Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada, a cui seguirà da febbraio la seconda stagione di Buongiorno Mamma con Raoul Bova. Esordiranno poi nelle prossime settimane Tre Show Evento, la TV dei 101 con Piero Chiambretti, Mission Impossible and Friends con Michelle Hunziker e Felicissima Sera con Pio e Amedeo. Si è riunita la cabina di regia del PNRR, presieduta dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, per fare il punto della situazione con tutte le amministrazioni centrali e territoriali. Alla tavola rotonda, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, hanno preso parte anche il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Massimiliano Fedriga, il Presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, e il Presidente dell'UPI, Michele De Pascale. Il governo Meloni, ora nel pieno dei suoi poteri, deve tassativamente raggiungere 27 obiettivi entro il 30 giugno 2023. Questo consentirà di poter richiedere alla Commissione europea il pagamento della quarta rata di 16 miliardi di euro.